Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai e sto morendo di caldo. Sigla. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo vlog perché ho tante cose da dirvi. Allora, nel vlog di 1 o 2 settimane fa avevo detto che avrei portato Minecraft. Come avete visto non c'è Minecraft sul mio canale, perché molti mi hanno detto no, che sei un money grabber schifoso anche tu con Minecraft, no. E altri hanno detto sì Minecraft, sì mi piace. Allora ho deciso di portare Minecraft e altri giochi non su questo canale qua, ma sul mio secondo canale che trovate qua sotto in descrizione. Attualmente il canale è un po' inattivo, ma ragazzi tranquilli, dalla prossima settimana caricherò video anche sul secondo canale. Così per coloro che vogliono vedere solamente Clash of Clans stanno su questo canale qua, e quelli che vogliono vedere anche altri giochi possono passare per il secondo canale. Ragazzi, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande volevo chiedervi cosa volete vedere sul mio canale, sia su questo il primo canale che sul secondo canale. Potete fare le richieste qua sotto nei commenti. E sto morendo di caldo. Vittorio Zol ci chiede: Kai Vlog, sai praticare il Kung Fu? Secondo te arriverei mai a 5000 coppe? Allora, il Kung Fu c'era nella mia famiglia, è stata tramandata fino a mio nonno. Mio papà non l'ha voluta imparare, perciò non l'ha trasmessa neanche a me. Ora altro che video su YouTube stare là a fare ta 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 ta. Ma questi sono dettagli. Se riuscirò ad arrivare a 5000 coppe. Allora ragazzi, per arrivare a 5000 coppe penso che mi servirà un po' di tempo. È molto culo, ma questi sono dettagli. Eugenio ci chiede: Kai Vlog, ti è mai successo che mentre registravi un gameplay di COC qualcuno ti abbia chiamato? Se sì, qual è stata la tua reazione? Mentre registravo non mi hanno chiamato mai nessuno, ma mi ricordo una domenica, mentre stavo tankando in Clan War, mi chiama la mia professoressa e a quel punto ho dovuto scegliere tra la bocciatura o la vittoria in Clan War. Shish! Francesco ci chiede: Kai Vlog, preferisci vivere in Cina o in Italia? Vivere in Cina o in Italia è quasi indifferente, solamente che in Italia io abito in un piccolo paesino di campagna, perciò non riesco a fare bordello, e invece in Cina abito in una bella contea e là tutte le sere cocche e mignotti tutta la notte. Carlo ci chiede: Kai Vlog, i tuoi amici ti hanno mai preso in giro perché hai iniziato a fare video su YouTube, intendo i primi inizi? Allora, se mi hanno preso in giro quando ho iniziato a fare video su YouTube, sì, soprattutto mia sorella, che diceva che io mi mettevo a fare account falsi Google per mettermi auto like e auto views. Tipo quando ho iniziato a arrivare soglie tipo 500 like a video, lei diceva: ma cosa vuoi Kai, sei solo uno sfigato che ti vai a creare 500 account falsi? E ora glielo sbatto in faccia i 10.000 like. Cioè, se stai vedendo questo video, oh, Stefano ci fa una domanda molto intelligente, anzi ci ha proprio azzeccato in pieno. Allora mi chiede se io andrò in Cina e se vi farò un vlog. Allora vi anticipo questa cosa: io per il mese di agosto, io parto l'8 agosto e tornerò tipo il 22. Tranquilli, sto già facendo i video per quelle settimane lì. Allora, se volete dei vlog della Cina, io riesco a portarveli. Se superiamo i 5000 like ve lo porto. Ma Kai, sei un money grabber schifoso. Shish! Mattia ci chiede: quando perdi i trofei ti arrabbi? Sì, mi arrabbio. E anche tanto. Soprattutto quando faccio 49% a 3900 coppe. Quando perdi una partita significa meno 30 coppe. Matteus ci chiede: Kai Vlog, porco Zeus citatola, guardando voi youtuber si capisce che ci vuole molto impegno a registrare i video tra camera, microfono, montaggio, quello, aggiungi questo, poi la connessione eccetera. Ci parli un po' come fai? È un bordello. Allora, io registro la mia facecam con l'iPad e il gameplay lo registro con l'iPhone. Per chi mi chiedesse che iPhone è un schifoso 5. Calmi. Quelli che hanno un 4S mi stanno già uccidendo, e quelli che hanno l'iPhone 6 mi stanno già ridendo in faccia. Giacomo ci chiede: Kai Vlog, ciao Kai, io ti seguo dai primi video, volevo chiederti quanti soldi prendete voi youtuber? Allora Giacomo, io ti saluto perché so che sei stato veramente uno dei miei primi iscritti. E sul fatto quanto prendiamo noi youtuber, allora ragazzi, dovete sapere che noi youtuber di lordo prendiamo anche una bella cifra. Quelli che mi stanno chiedendo già: Kai, voglio un numero esatto. Ragazzi, il numero esatto non ve lo posso dire per motivi di privacy. Comunque di lordo noi youtuber della mia taglia prendiamo sui 500 e 600. Purtroppo buona parte di questi 500-600 volano via, perché 20% va a YouTube, che è giusto perché la piattaforma è sua, e 30% va al mio network per cui lavoro. Perciò noi youtuber prendiamo praticamente la metà di quello che ci aspetta. Se contate che facciamo tipo quasi un video al giorno per prendere solamente la metà di quello che ci aspetta, qua mi scappa il porco Zeus. Citatola. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like e un commento
E se volete farmi una domanda per il prossimo video, scrivetemelo qua con l'hashtag KaiVlog. E ricordatevi di seguirmi su Instagram, su Facebook e non ho altri social. Ciao!